Governo Monti, parturuta la manovra economica per davvero dura. Iran, forti tensioni dopo che le militari abbatterono un drone spia americano. Elezioni in Russia, con sorpresa Putin non alcanza lo 50%. Palermo, arresti che fanno scruscio. Benedica a tutti. Lo governo di Mario Monti, lo 4 di dicembre, partorì la manovra. Di sta maniera si accucchiano 24 miliardi, che avessero a servere per pareggiare lo bilancio del calo 2013. Secondo calcoli della CGA, sta manovra pesa in media per 635 euro a famiglia. Torna l'ICI, aumentarono l'età per in pensione e le imposte indirette sopra i carburanti, ma non l'IRPEF. Non si può occupare con denaro contante sopra le 1000 euro, però non misero nulla patrimoniale. Secondo l'ex ministro Calderoli, questa manovra ditta Salva Italia aiutarono le banche a colpire lo ceto medio. Infatti si abbasciava lo spread e la borsa cominciò a chianare. Pare che l'unici ad essere soddisfatti di questa manovra sono solo il Presidente della Repubblica e la Commissione europea. Domenica 4 di dicembre, i mezzi di comunicazione iraniani annunziarono che le militari abbatterono un drone spia americano che stava volando un capo impianto per l'arricchimento dell'uranio, che si trova nella zona est del paese. Le autorità di Teheran promisero di rispondere a tale violazione dopo i provocamenti crescenti subiti nelle ultime settimane da parte di Israele e USA. Sorpresa per il risultato del voto per il rinnovo della Duma, che si tiene il 4 di dicembre in Russia. Lo partito del primo ministro Putin si fermava al 49,5%, alcanzando comunque 238 seggi di 450, che si permettono di salvare la maggioranza assoluta ma non bastante per modificare la Costituzione. I comunisti, per la prima volta dopo la fine dell'URSS, arrivarono quasi al 20%. I democratici, incluso Gorbaciov, restarono fuori dello Parlamento, solo per cavillazioni giuridiche. Trasino Russia Giusta di sinistra e lo Partito Liberal Democratico Nazionalista. Le altre tre partite che si presentarono non superarono lo sbarramento dello 7%. Ci furono manifestazioni di protesta per denunziare imbrogli e 260 arresti. I carabinieri del comando provinciale di Palermo arrestarono la domenica passata a Baria 14 persone che facevano parte di una banda che articolava esito di stupefacenti. Le spacciature adescavano per cittadini fuori delle scuole o per mezzo delle riti sociali, per invitarle a feste, onde ci complementavano la prima dose di cocaina per farci provare all'abbado. I militari pignorarono 3 kg di hashish e 350 grammi di cocaina. Lo passato Venere, la Guardia di Finanza arrestò a Gianni Lapis, conosciuto tributarista di Palermo, con l'accusa di associazione per delinquere con lo scopo di riciclare moneta illegale. I finanzieri trovarono 60 milioni di dollari in un cavò di un banco romano. Si diceva che venivano dallo tesoro di Vito Ciancimino, però pare che sono frutto di tangenti della Prima Repubblica. Dalla stessa giornata, per altri motivi, arrestarono i deputati regionali dell'UPDL Roberto Corona e Fabio Mancuso. Lunedì 5 di dicembre, la University College di Dublino dette la laurea honoris causa allo scrittore siciliano Andrea Camilleri. L'Irlanda fu il primo paese dove si traducevano le libra di l'autore dello commissario Montalbano. Bendica a tutti. Palloni. Dalla Serie A, sabato Lucatania perdió Herrera in casa più 1-0 contro lo Cagliari. Domenica lo Palermo, dalla Negghia di Parma, aggranfò un pareggio a reti bianche ali locali. Dalla prima divisione, lo Siracusa vincì più 2-0 con l'Andria e continua a essere primo in classifica. Lo passato Venere a Kiev si tiene le estrazioni per i gironi del prossimo campionato europeo di palloni per nazioni. L'Italia capitò con Spagna, Irlanda e Croazia. L'esordio è il giorno 10 di giugno in Polonia contro gli iberici. Tennis. La Spagna vincì per la quinta volta la Coppa Davis. Dalla finale giocata a Siviglia con l'Argentina lo passato fine di settimana. Lo punto decisivo di Lucia 1 lo ottiene lo numero 2 di Lumunno, Rafael Nadal.
Lo sabato passato si grapiò all'Albergo delle Povere in Palermo la mostra Avanguardie russe. Sono 59 le quaci e lauci oggetti dell'inizio del XX secolo di 24 artisti diversi. La giasuta è gratuita e si può visitare fino al 20 di marzo. Sto venerdì 9 di dicembre si inaugura ante lo Palazzo della Cultura di Catania la mostra Artisti nella luce di Sicilia di Vittorio Sgarbi. La numerosa presenza di artisti siciliani alla 54esima Biennale di Venezia suggerì alla Galleria d'Arte Dietro le Quinte l'organizzazione di sta mostra con opere di questi stessi artisti, tutti nati e operanti in Sicilia. La mostra si può visitare gratuitamente e si chiude il 16 di Frivaro. Questo è tutto per questa settimana. Ni vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo. Salutiamo.